È stato un attimo, l'operaio stava operando in questo capannone quando si è verificata l'esplosione, un boato sentito dai colleghi che si trovavano poco distante e che hanno immediatamente lanciato l'allarme. A terra, investito dalla deflagrazione, è un uomo di origini marocchine che lavora presso l'azienda Costruzioni Generali Basso Angelo da 25 anni. Sul posto sono arrivate immediatamente 2 squadre dei vigili del fuoco e gli uomini del SUEM 118. L'operaio, residente a Trevignano con gravi ustioni sul corpo, è stato trasportato in gravissime condizioni prima all'ospedale di Treviso e poi successivamente elitrasportato al centro grandi ustioni di Padova. Sotto shock i colleghi e gli stessi titolari. Il nostro pensiero particolare è da parte della nostra famiglia e dell'azienda è che, che il nostro dipendente ritorni in salute e in energia come lo è sempre stato, e per cui la nostra preoccupazione è principale, il nostro pensiero va a lui e alla sua salute come tutti i nostri dipendenti. Secondo i primi accertamenti, l'uomo aveva in mano una latta di liquido diluente quando, per motivi ancora da chiarire, si sarebbe avvicinato al fuoco, tanto da innescare l'esplosione. Il grave incidente è avvenuto in un momento, sembra, in cui l'operaio non stava effettuando nessuna lavorazione. Era da solo e per cui non sappiamo, ecco, come siano state le dinamiche dell'evento. Saranno gli uomini dello Spisal a chiarire la dinamica di quanto avvenuto poco dopo mezzogiorno in via Pastore a Postioma di Paese.